Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio tutti per l'invito che che ci è stato fatto e per l'opportunità anche di venire a presentare il nostro lavoro. Noi abbiamo realizzato il toolkit sullo stress quale fattore di rischio cardiovascolare e quindi in particolare prevenzione e gestione dello stress quale fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Allora, qual è il razionale del nostro lavoro? Innanzitutto partiamo dalle linee guida che ci hanno dato proprio le raccomandazioni su come strutturare gli interventi. Allora, le linee guida poi nel toolkit trovate tutti i riferimenti bibliografici nazionali ed europei ovviamente. Allora, linee guida nazionali. Già le linee guida nazionali italiane in cardiologia riabilitativa e preventiva identificano lo stress acuto e cronico come un fattore di rischio per malattie cardiovascolari e fra le variabili psicologiche associate a patologie cardiovascolari e individuano la personalità di tipo D, che è una combinazione di affettività negativa e inibizione sociale, come una determinante del distress psicologico come predittore di mortalità a lungo termine. Quindi vedete, personalità di tipo D. Non che non sia importante anche la personalità di tipo A, che si diceva nella letteratura precedente, caratterizzato anche da di un carattere, tratti di personalità caratterizzati da competitività molto alta, però nella letteratura più recente indica una personalità di tipo D e quindi dà molta importanza alle variabili comunque di inibizione sociale, perciò vediamo già l'importanza che viene data alle relazioni interpersonali come fattore di stress anche per il rischio cardiovascolare. Quindi sono raccomandati interventi di educazione alla salute, di stress management individuali comunque di gruppo. Quindi già questo ci dà un indirizzo su come dovrà essere strutturato il nostro intervento. Queste sono invece le linee guida europee, quindi lo stress legato al lavoro, all'ambiente familiare, oltre all'isolamento sociale, quindi vedete ancora l'importanza che le variabili psicosociali possono avere quali fattori di stress o comunque fattori di rischio. Influenzano sia il rischio di malattia coronarica sia il decorso clinico e la prognosi di pazienti con patologia coronarica e raccomandano quindi un'attenta valutazione multidimensionale dei fattori di rischio psicosociali e interventi comportamentali multimodali, ancora una volta sullo stile di vita, sullo stress management e abilità di coping quali attività di fronteggiamento, cioè le strategie che la persona mette in atto per far fronte alle situazioni stressanti. Allora, valutazione multidimensionale. Che cosa raccomandano le linee guida? Che diciamo alle diverse patologie cardiovascolari, in caso di patologie cardiovascolari io lavoro in una riabilitazione cardiologica e quindi bisogna sempre fare una valutazione delle variabili che qui sono indicate, quindi fattori di rischio comportamentali, bisogna valutare eventuali sintomi ansiosi, sintomi depressivi, comorbidità psichica remota recente, la percezione di malattia che risulta comunque fondamentale, risorse esterne, quindi la presenza di un supporto familiare, sociofamiliare, e poi fondamentali le abilità di coping, di autoefficacia e di locus of control, cioè quanto io sento di avere il controllo della situazione e delle cose che mi succedono. Ok, poi stress familiare lavorativo, ostilità, isolamento sociale. Però nella valutazione cognitivo-comportamentale dello stress, comunque ricordiamo che l'intervento o comunque la terapia comportamentale sono quelle che dal punto di vista scientifico hanno dimostrato maggiore efficacia nel trattamento dello stress e nella gestione dello stress quale fattore di rischio cardiovascolare. Abbiamo una valutazione multidimensionale su 3 livelli come prevede anche la terapia cognitivo-comportamentale. Allora, di sicuro i sintomi fisiologici di stress, quindi questi sono i 3 livelli, il livello fisiologico, il livello comportamentale e il livello cognitivo-emotivo. Dal punto di vista fisiologico abbiamo per esempio la risposta cardiaca, quindi l'aumento della frequenza cardiaca che comunque è un indicatore che i pazienti riportano spesso. Abbiamo gli aspetti comportamentali, non solo di fuga e evitamento dovuti allo stress, ma anche per esempio perché in situazioni di forte stress le persone, i pazienti, tendono a peggiorare il loro stile di vita. Quindi fumano di più, mangiano meno bene e si muovono poco, quindi si tratta anche qui di un aspetto comportamentale anche quello. E valutazione cognitiva ed emotiva.
cognitiva nel senso che cosa mi passa per la testa, quali sono i pensieri, ed emotiva, quindi le emozioni che provo. Allora dico già all'inizio che non è che posso evitare completamente lo stress, perché se ho un lavoro stressante non è che posso rimanere a casa dal lavoro, è questo che diciamo ai nostri pazienti, però lo stress si impara a gestire, che non è la stessa cosa, si impara a gestire ed è su questo punto fondamentale che abbiamo organizzato il nostro intervento e il nostro toolkit sulla gestione dello stress. Dal nostro punto di vista è preferibile che l'incontro venga condotto da uno psicologo, preferibilmente specialista in psicoterapia, per le caratteristiche degli argomenti che vengono trattati, perché si parla comunque di abilità interpersonali e poi vedremo insomma quali sono le altre componenti. Adesso ovviamente qui lo descriverò brevemente perché è abbastanza articolato e non abbiamo moltissimo tempo. Allora, quali strumenti abbiamo per la valutazione? Per la valutazione ovviamente avremo il colloquio clinico, che lo facciamo comunque sempre. Possiamo avere una valutazione psicometrica anche standardizzata e scale di valutazione del distress. Allora, tra le raccomandazioni, uno degli strumenti che viene maggiormente usato è il CBH, che sarebbe Cognitive Behavioral Assessment Forma Hospital. Questo è uno strumento di valutazione multidimensionale che appunto fa una valutazione del paziente ospedalizzato sui 3 livelli e ci permette di individuare molte variabili che possono essere correlate allo stress. Però quindi è prevalentemente per pazienti ricoverati, però può essere usato anche per pazienti ambulatoriali oppure anche in programmi di prevenzione primaria. Infatti il toolkit sullo stress può essere utilizzato sia a livello individuale con pazienti ricoverati, oppure può essere utilizzato anche a livello di gruppo in prevenzione del rischio cardiovascolare, quindi in gruppi eventualmente anche di prevenzione primaria. Può essere fatto un doppio utilizzo, è abbastanza versatile. Ok, allora adesso presento brevemente il kit di apprendimento. Allora, destinatari pazienti a rischio cardiovascolare o comunque pazienti ospedalizzati e ovviamente noi abbiamo specificato intervento condotto da uno psicologo, per esempio il CPAH, che è uno strumento molto particolare, di solito lo scoring e la somministrazione a cura dello psicologo, in particolare il psicoterapeuta, per cui insomma io insomma, mi sono sentita di dare questo tipo di taglio. Allora, primo incontro di sicuro le persone devono capire che cos'è lo stress, perché di stress si parla tanto, ma di fatto non si sa bene che cosa si intende con stress. Quindi allegato al kit c'è un PowerPoint con le definizioni comunque dello stress, dei sintomi caratteristici dello stress e come dallo stress si passa alla malattia. C'è proprio tutto un diagramma che viene alla malattia coronarica o comunque alla malattia cardiovascolare. Vedete che io prima ho utilizzato il termine distress, perché? Perché il distress sarebbe lo stress negativo, che è diverso dall'eustress, che sarebbe lo stress positivo. Quello che ci danneggia è il distress, lo stress negativo. Per comodità chiamiamo tutto stress, però ci sono anche eventi di vita che sono stressanti in senso positivo. Io porto sempre ai pazienti un esempio, un'organizzazione comunque di un matrimonio, un evento stressante, ma stressante in positivo, quindi dipende poi, dipende, però insomma di solito, però ci sono anche la nascita di un bambino, è un evento molto stressante, però nella maggior parte dei casi è comunque un evento più positivo. Poi quello che è stressante per me non può non esserlo per un'altra persona, quindi la percezione dello stress è molto soggettiva. Non c'è un evento stressante in assoluto, al di là di alcuni che vedremo dopo. Quindi primo incontro andiamo a dire che cos'è lo stress, potremo somministrare il CBA eventualmente hospital, che è una scheda comunque di autocompilazione, richiede un pochino di tempo, dopo è a cura dell'operatore. Importantissimo, prima nelle modalità di valutazione ho indicato le schede di automonitoraggio. Cosa significa? L'automonitoraggio, il paziente impara innanzitutto cos'è lo stress e ad automonitorare il proprio stress. Viene consegnata una scheda di registrazione degli eventi stressanti durante la settimana, un po' come quella del diario del fumatore, e il paziente registra durante la settimana gli eventi
a suo parere che gli hanno provocato stress. Quindi c'è, come in tutte le strategie di problem solving, il primo step è quello di essere consapevoli di essere stressati, quindi consapevoli del problema. E poi interessantissima anche la scala di valutazione degli eventi stressanti che può essere somministrata in primo incontro, di cui vi ho portato un esempio. Questa è una scala in cui ci sono vi ho portato solo un esempio, c'è un elenco di eventi comunemente che sono dimostrati molto stressanti, quindi per esempio morte del coniuge, divorzio, separazione comunque coniugale dal compagno, detenzione in prigione, morte di un membro vicino della famiglia, e poi c'è una lista molto lunga con un punteggio relativo. Quindi compilandola si può vedere anche il paziente effettivamente quali eventi di vita può aver vissuto che possono essere per lui fattori di rischio. Questa è una scala che comunque si trova ed è legata al kit, quindi la potete tranquillamente utilizzare, io l'ho allegata. Secondo incontro, bene, ho capito che cos'è lo stress, adesso però imparo a riconoscere quando sono stressato. Quindi di gruppo si può prendere la scheda dell'incontro precedente, noi abbiamo previsto comunque una discussione di gruppo, e si può compilare sempre un'altra scheda di automonitoraggio, cioè cosa sento, penso e faccio quando sono stressato. Vedete che sono sempre i 3 livelli di valutazione, cioè che cosa sento, quindi dal punto di vista emotivo, che cosa penso dal punto di vista cognitivo e che cosa faccio dal punto di vista comportamentale. Mi pare di averla messa, esempio, quindi per esempio cosa faccio io quando sono stressato? Per esempio aumento la quantità giornaliera di vino e superalcolici, litigo più facilmente col mio partner, oppure mi isolo dal resto del mondo. Vedete la variabile psicosociale importantissima, e quindi la persona assume anche maggiore consapevolezza di come reagisce in situazioni di stress. Terzo incontro, cosa faccio di solito perché ognuno di noi ha delle sue strategie, quando percepisce di essere stressato mette in atto delle strategie per cercare di ridurlo, sarebbe preferibile. Quindi c'è il PowerPoint che trovate comunque allegato, in cui ci sono indicate modalità adattive, disadattive e non adattive di gestione dello stress, perché ci sono anche modalità non adattive, come abbiamo visto, per esempio bere più alcolici, con una modalità disadattiva. Ci sono modalità più adattive e quindi c'è il PowerPoint allegato. E per quanto riguarda il CBH, prima io consiglio sempre che ovviamente siccome ci sono informazioni molto personali, qualora vengono somministrato, la restituzione deve essere assolutamente fatta a livello individuale, perché ci sono dati molto sensibili. Era una precisazione che insomma il CBH non è allegato al kit, perché è uno strumento molto particolare e quindi non c'è allegato. E quindi terzo incontro, come supero io il mio stress e imparo a capire la differenza tra modalità adattive e non adattive di gestione delle mie situazioni stressanti. Eccolo qua, per esempio, cosa faccio io per superare il mio distress e stare meglio? Parlo con qualcuno, mi do da fare per programmare il modo di uscirne, quando qualcuno mi critica mi sforzo di capire le ragioni, quindi è proprio una scala che permette di valutare modalità di coping adattive e modalità disadattive. Ok, questi sono i primi, i 3 incontri a carattere generale, quindi imparo che cos'è lo stress, imparo come reagisco io e imparo invece quali possono essere le modalità più o meno adattive per gestirlo. Adesso io ho messo però anche 3 argomenti specifici che si possono approfondire in base o alle caratteristiche, se l'intervento è individuale, alle necessità, alle esigenze del paziente singolo, oppure anche a particolari esigenze che possono emergere a livello di gruppo. Per esempio, tra le abilità di coping di sicuro c'è la gestione dello stress fisico, quindi è proprio raccomandato l'utilizzo di tecniche di rilassamento. Io ho messo per esempio per pazienti che sono molto attivati, che quindi hanno una risposta fisica, fisiologica, del livello fisiologico allo stress molto forte, quindi non dormono, sentono tachicardia per esempio, può essere molto utile una tecnica di rilassamento muscolare. Io non ne ho indicata una in particolare perché può essere o un rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, oppure può essere un rilassamento muscolare isometrico, oppure può essere anche una tecnica di respirazione diaframmatica che spesso per la gestione dell'ansia risulta utilissima. Io la uso molto per gli attacchi di panico, funziona molto bene, molto breve, la puoi fare in qualsiasi momento.
Lì poi la discrezione del clinico è in base anche alla tipologia dei pazienti insomma, che fanno parte del gruppo. Quindi tra le abilità di coping il training di rilassamento può essere una tecnica che può essere insegnata. E poi secondo me importantissime, perché al giorno d'oggi sia nell'ambiente familiare ma anche lavorativo le relazioni interpersonali sono un aspetto importantissimo e pertanto spesso è proprio la scarsa capacità di relazioni interpersonali o la mancanza anche di assertività che è una fonte di stress molto forte. Per questo secondo me un incontro sulle abilità di relazioni, comunque sull'assertività, abilità di comunicazione, esprimere disaccordo, fare o ricevere una critica, secondo me non dovrebbe mai mancare in un buon intervento di gestione dello stress. Ci sono persone che hanno più o meno abilità, ma la buona notizia, questa è la cattiva notizia, la buona notizia è che le abilità si imparano con un training e quindi i training di abilità sociali, di abilità interpersonali sono molto efficaci e si possono imparare. Comunque, terza abilità di coping sono le strategie di problem solving. Come abbiamo detto, tutto il nostro intervento, tutto il nostro toolkit è strutturato come una grossa strategia di problem solving, cioè cerco di identificare qual è il problema, valuto le diverse strategie e poi verifico se sono efficaci per me. Quindi la strategia di problem solving può essere un'altra strategia che può essere utilizzata per la gestione dello stress. Qui ovviamente verranno scelti in base alle risorse disponibili, in base ai pazienti, in base al tempo. Noi abbiamo i PowerPoint allegati, le varie schede di automonitoraggio, quindi vedete come il paziente ha un ruolo attivo, fa l'automonitoraggio, non si tratta quindi di docenza, si tratta proprio di attività di gruppi o comunque a livello individuale. Basta, ho finito.